Sopralluogo a tutela della Scala dei Turchi di Realmonte. Oggi sul posto ARPA, Agenzia Siciliana per la Protezione dell'Ambiente, per effettuare i campionamenti. Il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, i vigili urbani comunali, la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. La suggestiva spiaggia ai piedi dell'imponente montagna di Marna Bianca, candidatasi a diventare patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, è diventata rossa. Immagini girate domenica scorsa dall'associazione ambientalista Mare Amico, balzate e rimbalzate sul web ed anche sui telegiornali nazionali. Un video che ha destato curiosità e preoccupazione. Secondo i primi prelievi si tratta di biossido di ferro, comunemente conosciuto come ruggine. Adesso le nuove analisi sui campionamenti effettuati dall'ARPA questa mattina serviranno a dare nuovi chiarimenti. Il dubbio è capire se la ruggine si sia depositata sulla sabbia perché è portata dalle piogge oppure venga dal mare dopo la pulizia delle stive di qualche nave di passaggio. Ma potrebbe trattarsi anche di alghe che si sono moltiplicate nell'ultimo periodo. Di certo la speranza di tutti è che si tratti di un fenomeno transitorio che non intacchi la bellezza di questo luogo. Una parete rocciosa resa famosa dal suo colore bianco che si erge a picco sul mare e che ogni anno registra più di 700.000 presenze.